Si chiama I Dialoghi del PSR, la serie di incontri che la Regione Veneto ha organizzato per un confronto con gli agricoltori a proposito del cosiddetto Piano di Sviluppo Rurale, programma forte di una dotazione finanziaria pari ad 1 miliardo ed oltre 160 milioni di euro, di cui finora ne sono stati stanziati poco più di 700 milioni, per un totale di una cinquantina di bandi, 320 milioni dei quali già liquidati ad aziende agricole delle 7 province. Dopo Pedavena nel Bellunese, l'iniziativa ha fatto tappa ad Este, Bassa Padovana, dove una affollata platea ha seguito la spiegazione del piano, articolato in una serie di misure che tengono conto di elementi quali competitività, ambiente, qualità della vita e sviluppo rurale. Sono oltre 64.100 le aziende agricole del Veneto, molte delle quali gestite da giovani, spesso eredi di una tradizione familiare che si tramanda di nonno in padre e figlio, senza dimenticare la presenza femminile in un ambito tradizionalmente maschile, come dimostra questa giovane imprenditrice alla cui azienda i finanziamenti del PSR hanno fatto compiere un autentico salto di qualità. Fa specie vedere un giovane e per di più donna. Sì, esatto, perché ho solo 25 anni e se non fosse stato per questo piano di sviluppo rurale sicuramente non mi troverei dove mi trovo ora con la mia azienda. È stato un importantissimo aiuto, specialmente per una donna in agricoltura. Ma come nasce la passione per l'agricoltura? Ovviamente in famiglia si è cresciuti a pane ed agricoltura. Assolutamente, da mio nonno per passare a mio padre e poi io siamo tutta una generazione di agricoltori. Io sono perito agrario, ho scelto di continuare gli studi all'università, quindi 100% agricoltori. Il PSR, Piano di Sviluppo Rurale, ha commentato l'assessore regionale veneto competente Giuseppe Pan, va già aggiornato e rivisto a partire dal prossimo anno, il 2018, andando persino oltre quella che è la PAC, la politica agricola comunitaria del periodo 2014-2020, perché per affrontare gli spietati mercati internazionali le realtà produttive del Veneto devono avere spalle molto robuste, piedi ben piantati a terra ed una capacità assoluta in termini di innovazione e sviluppo. Per dire, uno, che siamo i numeri 1 in Italia e i numeri 1 in Europa per pagamento del piano di sviluppo rurale. 2, che abbiamo finanziato a oggi 27.000 domande e quindi stiamo andando al territorio del Veneto, dell'imprenditoria agricola del Veneto, delle grandi risorse e una grande risposta.